Oggi ho richiesto che si approvi entro 6 mesi la proposta sul caregiver, persone che si prendono cura di un familiare e garantiscono al nostro territorio un servizio fondamentale. È una scelta di civiltà vera e propria che voglio affrontare insieme al Consiglio regionale. Vita che si allunga, una longevità maggiore significa anche, per esempio, studiare un'urbanistica sostenibile, uno sviluppo sostenibile, affrontare il tema della sanità sempre più territoriale, anche dell'assistenza domiciliare, quindi garantire, secondo i criteri della Carta di Padova, anche un'attenzione alla telemedicina e all'assistenza domiciliare, che sarà il futuro della sanità. Quando si fa il presidente di una regione lo si fa nell'interesse del Veneto e dei veneti e ben vengano proposte che vanno nella direzione di tutelare alcune categorie, ma magari anche di segnalare alcune questioni che vengono dal territorio. D'altra parte il Consiglio regionale cos'è se non questo? Una realtà in cui i consiglieri regionali portano il proprio bagaglio, la propria esperienza, la propria comunità qui al suo interno. Io da sindaco di un territorio non posso che guardare favorevolmente a questi aspetti, guardare ad un territorio che risponde alle amministrazioni locali. Questa è la sfida della politica ed è una sfida che io voglio interpretare da Presidente della Giunta regionale.